Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa hanno affiancato questa mattina i tecnici del comune, i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnati a sgomberare alcuni locali dell'ex macello in via Cornaro, nella zona dell'ospedale civile. Da tempo alcune stanze del complesso erano occupate durante il giorno da associazioni, ma le perizie dei tecnici comunali non lasciavano dubbi. Ufficialmente sono 10 associazioni, quindi saremo un gruppo di quasi 200 persone fra le varie associazioni. Le stanze erano inagibili, a rischio crollo la struttura. Il sindaco ha firmato così un'ordinanza di sgombero, troppi pericoli e pesanti la responsabilità in caso di crollo. Questo fuoriuscire da quell'area in cui noi gravitiamo e agiamo da 45 anni non fosse definitivo, e quindi stiamo cercando di avere questo, cioè il fatto che resi agibili col nostro contributo quegli spazi rientriamo noi. E ci è sembrato di avere delle aperture da parte dell'amministratore. Il blitz è scattato nelle prime ore del mattino. I vigili del fuoco si sono occupati dello smontaggio della cucina in sicurezza. L'operazione è avvenuta senza tensioni ma con disagi al traffico, che è stato temporaneamente deviato. All'esterno una trentina di appartenenti alle associazioni, preludio delle proteste politiche che si sono scatenate nel corso della giornata.